Sera qua non siamo tanto felici, a parte la compagnia degli amici eccezionale, a parte quello, ma ricordatelo sempre ragazzo, cadiamo sempre lì, l'abbiamo detto migliaia di volte e cadiamo, al plurale, perché ci cado sempre anch'io, no? Assieme a te. Nelle aspettative, porca puttana, che brutta cosa, le aspettative ragazzi, ti rovinano i rapporti con la gente, ti rovinano la vita, ti rovinano il lavoro, ti rovinano tutto. Qual era l'aspettativa qua? Grazie, non ci vuole mica Einstein, è facile a capire. Vai in Sardegna, ti aspetti il mare caraibico di Instagram. Vieni qua, trovi tutt'altro, capirai, per di più. Qua devi starci 2 settimane, quindi capirai sì, lo scontento, lo sconforto. Sempre e solo. Ma l'aspettativa, quanto difficile è vivere senza aspettative, quanto difficile è ragazzo, quanto difficile è. Pensa che addirittura l'altro giorno che mi sono un po' infastidito, a parte il discorso del clima, ma anche il fatto che ho perso un bullone, che sono introvabili, dei copricerchi PS, appena torno in zona me li tolgo, li lascio nella vecchia casa, e provo a pensare anche là, guarda che assurdo, perché me la sono presa, diciamo, per questa perdita del bullone introvabile e del clima, che per carità poi Mirko, che gentilissimo, caro, ha detto che sistema assurdo, ma perché vivo anche con l'aspettativa di non avere rotture dei coglioni, quindi no, ma non sto scherzando, sembra una battuta, sì lo so, sembra simpatica, sembra una battuta, ma non è una battuta. Io vivo e è la mia aspettativa più grande, di vivere senza rotture di cazzo. Poi ci sono le altre aspettative che non dovrebbero esserci, ripetiamo. Però porca puttana, uno che già come prima aspettativa il fatto di non avere rotture di coglioni, porca puttana, ne è sempre una. Piri piri. Buongiorno cane. Adesso che avevamo fatto pausa van life, potrei anche completare un lavoretto, porca miseria, che godo a finire. Una roba da poco, ma ho da farlo. Pensa che per vivacizzare un sta vacanza, se non che avesse bisogno di essere vivacizzata, ho detto dai che facciamo un esperimento scientifico, no? Su me stesso, come fai a Gandhi. Ma cos'è l'esperimento scientifico? L'esperimento scientifico, o meglio la scienza, è una sorta di, prendi un po' con le pinze questi miei termini perché ti sto riassumendo in maniera pesante, è una sorta di conoscenza nata dall'esclusione di fattori, ok? Nata da tentativi di formule, ok? Tentativo dopo tentativo si va a esclusione e ci si avvicina a delle conclusioni, poi insomma queste formule continuano e si concatenano sulla base insomma degli smistamenti. Perché? Perché insomma c'è anche la relatività. Non puoi dire, non so, fumare fa male, quando dopo arriva mia bisnonna, poveretta, che è morta a 100 anni e fumava da quando io ne aveva 15, ok? Quindi dici, sì, no, ma poi si aprono anche le formule della genetica, eccetera, eccetera. Ma saltiamo un attimo tutti questi dettagli per dire che, niente, mi sono preso una decina di yogurt, ho detto, dai che provo a mangiarmeli quando sto proprio bene bene, e effettivamente lì ho notato, tramite questo metodo, no? di riuscita, grazie signor Cartesio, è molto gentile, che porca puttana ogni volta che mangiavo il yogurt stavo, sì, non male, però notavo veramente un decadimento di tutto. Ma guarda che non l'avevo mai notato, queste ciabatte me le regalò mia mamma quando ero in ospedale, credo, per le tonsille, sì, quando ero andato a farmi operare le tonsille. Cioè me ne accorgo oggi, dopo, non so, anni ormai che le uso, che Galeon de San Marco. Parte 2 ragazzi. Altro che moto, trova il Nirvana. La Ishima no bike col carica batterie drio e mettiamo una trattoria per caricare la batteria. Io non me la sento di consigliare niente a nessuno in merito a quello che io starò dicendo, però almeno nel mio caso la sedia svedese è da tanti mesi che la provo, è scomodissima, veramente mi dà problemi proprio di schiena, di lombari, mentre una sedia normale no. Mi dirai perché l'ho portata via, e per il viaggio, quando viaggio tanto non è che sto là col computer, hai capito? Quindi mi va bene lo sgabellino, quando invece sono in zona mia, allora lì sì ho la sedia d'ufficio.
Se portavo le mollette potevo anche attaccargliela qui, ma io gliela attacco qui. Ma sì dai, le do 3 monete libere, anche massa. Quindi iniziamo con una maglietta ultra ludra, molto probabilmente persa. Tanto questa l'ho presa su Amazon e compro un'altra e fa sorriso, invece di lavarle. Allora, questa qua, quando le pneumatiche sono più forti, devi lasciarle ferme per un po', lo fai un attimo. Prima la umidisco, sì, no? la umisci, poi ci fai un bel giro di sapone qua e poi lasciala chiusa per un po'. Ok. E poi riprovi tra qualche mese. Come fra qualche mese? Bello, singolo. Gratta. Gratta così, Dio caro, che cavolo. Anche l'anno, ma che cavolo. E non viene via un cazzo. Bagna un po' sapone. Forse l'ho persa. Ma che? No? Ma parità di tempo e fatica a me sembra una grandissima cagata per chi viene ovviamente dalla lavatrice. Questa cosa, scusa l'inquadratura, ma so io camminare col bucato, è importantissima perché ti fa apprezzare la lavatrice, in quanto io, avendo provato a fare il bucato, ho visto che c'è un estremo spreco di tempo, energie e acqua per niente, ok? Per avere proprio la maglietta poi ancora, non dico sporca come prima, però insomma. No, ma guarda, anche i calzetti, un va tanto a rompersi i coglioni, s'hanno pulito, per carità di Dio, ma guarda, e ancora neri, non so. Adesso a Marilena prova col bicarbonato, ma per me puoi provare anche con l'acido muriatico, perché tanto sta maglietta l'ho comprata su Amazon, quindi cosa succede? Da che il magnaskei di Jeff Bezos, esatto, bravo, tacca più tutto, che se succede qualsiasi roba ne compro uno uguale che fa sorriso di questa, mia monami. E truffa qua, truffa là, una merda. La truffa è vendere roba di merda, quella è la truffa, esatto. Ok? Quella è la truffa. Ok, ora andrò a tuffarmi nelle acque cristalline e trasparenti della Sardegna. Merda, c'è un vento che ti sposta, ma mi consola che oggi deve essere quella famosa giornata di emergenza per le alte temperature. Cioè 40 e oltre gradi, invece si sta da Dio. Certo, mare. Acqua ghiacciatissima, guardate! Ultra ghiacciata, l'acqua, niente da fare. Probabilmente l'unico difetto della Sardegna è il fatto che è un'isola, cioè io tipo me ne sarei andato via ancora giorni fa ovviamente, però no, il traghetto fra una settimana, hai capito, quindi sono obbligato a stare qua in un posto che non è per nulla bello col brutto tempo. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just